Lei cosa ha pensato quando ha visto con i suoi occhi che cosa stava accadendo proprio di fronte alla sua attività? Cioè, io non ci credevo che, in centro, nel cuore di Mestre, potevano fare delle cose del genere. Nel senso, uno si sa comunque nelle grandi città ci sono un po' di delinquenza, eccetera, però Così. così, spudorati in modo così brutale mi sembra veramente eccessivo. Prince Howlider, portavoce della comunità bengalese di Mestre, nonché commerciante, è stato tra i primi a denunciare le aggressioni chiamando le forze dell'ordine e sempre in centro a Mestre un altro commerciante denuncia, filmato alla mano, di essere stato aggredito pochi giorni fa nel suo negozio di Piazzetta 22 Marzo con lo spray al peperoncino da una coppia di ragazzini di appena 18 anni. L'aggressione perché in assenza dei documenti dei due amici di origine tunisina si era rifiutato di fare la ricarica del credito dei telefonini. Nel video, evidenziato con il cerchietto rosso, quando il diciottenne con la maglia nera spruzza per ben 3 volte lo spray urticante. In quel momento, racconta il titolare in negozio con i clienti, c'era pure la mia famiglia con il bimbo appena nato. L'hanno spruzzato davanti al banco. Banco. Dopo che fa il lavoro dentro, lui non visto. Se avanti c'è due clienti, E loro l'ha c'erano i visto. clienti C'è che quindi altri clienti avevano c'erano. gli occhi che cominciavano a Sì, lacrimare. sì. Ed è sempre Prince Aulader, in qualità di presidente dell'Associazione Giovani per l'Umanità, ad avanzare la sua proposta in materia di sicurezza. Secondo me comunque ci vogliono anche delle persone che girino anche in borghese, che tutelino questo posto, perché la gente. Ecco, questa è una proposta che lei Sì, sì, sì. avanzerà come, con la sua associazione? Certo, io proverò, però il discorso sono scesi 7.000 persone, 80 associazioni di commercianti e associazioni di tutte le categorie e non abbiamo visto nessuna risposta. Questa è la cosa che sono rimasto veramente deluso. Dico, se sono scesi 7.000 persone, le istituzioni potevano chiamare alcuni rappresentanti queste associazioni e di sentire la loro voce. È stata chiamata qualcuno? No. Tra rabbia, sconforto e amarezza, l'auspicio ora ci sia a breve un intervento duro e repressivo di prefetture e istituzioni, dice. E capisca, senta la voce, senta il dolore delle persone e cercano di intervenire.